buonasera a tutti, mi trovo all'interno del Palla Levante. Vi do il benvenuto a questa partita da Alessandro Gentili, partita valida per il campionato di calcio 5, Serie C2, Girone C, tra Casalbertone e Ardea. Il bomber dell'Ardea alla battuta di questo calcio d'inizio. E siamo partiti. Tra Barbarisi in possesso alla battuta, il bomber, l'occasione, prima occasione della partita, ancora Garbia in possesso della sfera, palla verticale che viene intercettata da Moles, la conclusione, calcio d'angolo in favore dell'Ardea, pronto alla battuta, mette i palle in mezzo, il bomber, la conclusione, occasionissima. Moles in possesso della sfera, riesce il bomber a intercettare questo pallone ancora, poi Bernardini in possesso ora della sfera, ora Barbarisi, ancora Bernardini in possesso della sfera, giro del pallone con il bomber, ora il bomber ancora in possesso, poi riparte da Barbarisi, poi Bernardini controlla questo pallone, le finte di Bernardini, la conclusione verso il portiere, l'occasionissima. Bernardini sul punto di battuta, il capitano si incarica della battuta, si attende il fischio del direttore di gara, parte Bernardini, la conclusione è uno schema, la mette palla per Barbarisi e c'è il gol di Barbarisi con la palla che è entrata e segna. Angione in possesso della sfera, lancio lungo per cambiare il fronte di gioco, recupera palla il Casalbertone, ora palla per Amoruso punta l'avversario, le finte del numero 9, la conclusione, una grande parata da parte di Angione, Foglio, la conclusione di Foglio, trova il gol il Casalbertone, si propone Angione, il bomber, il giro di spalle, si appoggia dietro, poi perde il pallone, ora ricomincia, ora c'è Angione, in possesso della sfera, riesce a recuperare palla, ora riparte Amoruso, poi c'è Mariotti che cambia il fronte di gioco, sulla fascia, mette questo pallone in mezzo, intercetta il pallone Bernardini, ora Angione la conclusione, e il gol da parte di Angione, gol del numero 12 dell'Ardea. Cecilia alla battuta di questo calcio di punizione, parte il numero 15, ha uno schema, cambia fascia, tutto dall'altra parte, la conclusione da parte di Amoruso, ma c'è il grande intervento di Angione a favore del Casalbertone. Calcio d'angolo, Amoruso la battuta, Cecilia in possesso della sfera, con Moles che andrà alla battuta di questo laterale, riparte da Mariotti, cambia il fronte di gioco sulla fascia a sinistra, ora si abbassa Amoruso e va a ricevere questo pallone e poi porta palla sulla fascia, ancora Moles in possesso della sfera, ancora Amoruso attende l'aiuto dei compagni, poi Moles mette questa palla sulla fascia, giocando a memoria ma non c'era nessuno, cerca di ripartire l'Ardea, lascia il recupero del pallone da parte numero 4, poi Moles riesce a chiudere, finisce qui il primo tempo tra Casalbertone e Ardea, partita sul 1-2, ancora possesso della palla per Proietti, poi la palla per il bomber, palla a Proietti, poi palla per Barbarisi, 21, Proietti, poi il bomber, palla per Barbarisi, l'1-2 con il numero 16, la conclusione il gol da parte di Cennicola, la grandissima azione dell'Ardea, Cennicola, Proietti, palla per il bomber, si propone
pallone, Barbarisi sulla fascia, il contromovimento di Barbarisi e poi si appoggia al bomber, ancora palla per Barbarisi, Barbarisi converge verso il centro, poi si appoggia a Proietti, pallone verticale, c'è Nicola, poi il bomber, ancora palla per Barbarisi, prende con la fronte di gioco, mette palla per c'è Nicola, il gol da parte di Emiliano Nicola, Palombelli, ancora Cecilia, Mariotti, lo scambio tra il numero 10 e il numero 15 per cercare di aprire la difesa avversaria che è chiusa all'interno della propria metà campo, Palombelli, poi Cecilia, poi si propone Foglio, Cecilia, ancora Foglio, Cecilia, poi Mariotti avanza sulla fascia, poi Foglio, Cecilia si libera per il tiro, Foglio, la conclusione da parte di Foglio, cambia il fronte di gioco, Barbarisi in possesso della sfera, c'è il contrasto da parte di Moles, ma si appoggia ancora al bomber, ancora il bomber, poi palla per Caltagirone. Ora Barbarisi si porta sul piede forte, Barbarisi, la conclusione del bomber che trova il gol. Amoruso alla battuta di questo calcio di punizione, si appoggia a Foglio, Mariotti di prima, Albertone sulla fascia, con Foglio, il numero 4, palla per Moles, riparte da Mariotti. Amoruso, José Foglio, ancora Amoruso sulla fascia destra, si propone il numero 15 Cecilia, mette palla in mezzo Moles, la conclusione che bacia il palo, si incarica di allontanare questo pallone più lontano che può, ora ricomincia sempre José Foglio, Amoruso, c'è il pressing da parte del bomber, ancora Amoruso, avanza col pallone, poi si parte Moles, Amoruso mette questo pallone in mezzo, Mariotti, il colpo di tacco, lancio lungo di Proietti, la palla che collabora verso il portiere, poi c'è Barbarisi, il portiere esce il portiere dalla propria area di competenza, si appoggia a Cecilia, poi si gira Cecilia, riparte da Moles che chiama la calma, José Foglio in possesso della sfera, si ferma, deve ragionare, riparte da Cecilia, ancora Foglio, poi Mariotti la conclusione, ancora la parata di Mugnaini, ancora il numero 4 Foglio, poi Cecilia, Foglio, possesso della sfera, Mariotti che mette questo in mezzo di prima per Amoruso, Mariotti e poi l'uscita a valanga di Mugnaini e il gol di Amoruso, il gol del 5-3. Fischio del direttore di gara, l'Ardea vince la partita 5-3.